C'erano i rappresentanti di tutto il nord-est che produce mobili e arredamenti in piazza delle istituzioni a Treviso. Dal Friuli come dal Trentino e dalle province del Veneto, tutti convocati davanti alla sede trevigiana degli industriali. Una manifestazione mentre tutti gli altri lavoratori del settore hanno incrociato le braccia per un giorno. Uno sciopero che il settore del legno arredo non vedeva da anni. Siamo qui a manifestare perché da oltre 8 mesi si è instaurato appunto un blocco della trattativa per il contratto nazionale del rinnovo del contratto nazionale del legno e quindi abbiamo dovuto scioperare perché i datori di lavoro per la prima volta nella storia del nostro settore hanno abbandonato il tavolo delle trattative ed è l'unica maniera per far ritornare a discutere del nostro contratto. Sono 150.000 gli addetti del settore in tutta Italia e Treviso è una delle 4 città scelte per la manifestazione nazionale che ha coinvolto Milano, Pesaro e Bari. 53.000 gli addetti del nord-est occupati in 4.000 imprese. Lo sciopero non solo per il blocco della trattativa ma anche per l'apertura del precariato. Ci hanno ricattato imponendoci di allargare incomprensibilmente la stagionalità, dove noi abbiamo una grandissima fetta del nostro settore del mobile che con la stagionalità non ha nulla a che fare. Siamo molto fiduciosi perché l'adesione allo sciopero è stata molto alta, stanno confluendo i dati adesso a livello nazionale, siamo molto soddisfatti, la stessa piazza qua di Treviso insomma ci testimonia che la cosa è molto sentita e quindi siamo fiduciosi che dopo questo sciopero, questa azione di forza che siamo stati costretti a fare si possa giungere poi a chiudere positivamente la vertenza sul contratto nazionale del legno. Ottimismo dunque, ma anche fermezza nella contrattazione. Quando le parti datoriali non vogliono fare i contratti di lavoro, l'ultimo strumento che ci resta è quello dello sciopero, ad oltranza, a tempo indeterminato se serve.